fanno la colazione col nonno, mi parla di struzie, fame, freddo, paura, di una vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla far finché si insonnia. E adesso contenti cantiamo in fondo della colonia. Sesto in colonia, par quella canto così, mi ricordo tutti di le struzie che go passa. Me go criata con a, dormia in qualche paio, de mangiar poco de bon es quasi sempre misura. Come le vea la mattina, preghe al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei alla salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fea un cimarrón, se sentia sotto ose che preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. E qual italiano che non l'ha passata stretta, sempre de pie par terra, dei non rossar capoeira, o sapar sotto il vignar. Vengo criasimo un cavallo, e andava sempre al molin, non poteva mancar vin, né farina, acqua e sal. Come le vea la mattina, preghe al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fea un cimarrón, se sentia sotto ose che il preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Se vos levai a polenta estropada, e na volta de Uarar, del giaroneto de arriva, sbaia e viene il can de piva, e davanti un coniccio. Dopo smiracolocio dritto, che go in piomba na sassata, go in pianta via na magnata, con polenta e toccio fisso. Come le vea la mattina, preghe al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei alla salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fea un cimarrón, se sentia sotto ose che preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Quel tempo là qualche tipo di carne c'era una festa, mia vero? Stavo in casa di Amorosa, apri una pianta go pisa, nava mega beca, Maria Santa che paura. Alla sta proprio una bravura, la rento dell'ospedal, dottor Paolo tira il mal, ma da se fuori de misura. Come le vea la mattina, preghe al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei alla salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fea un cimarrón, se sentia sotto ose che preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Penseu la prima volta in casa di Amorosa, Maria Santa quanta vergogna! Bisogna tenere conto, dice ai nostri migranti, in tola che n'era tanti, tante volte pan e bagna. Chi spara a gatta magna, proverbio de sparagnoni, sorte
del fogão a lenha, la salera che boia, parecchia la nonna, la polenta brustolata. E por non leve su, ciapea l'acqua calda e se feia un cimarrão, se sentia sotto ose che il preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha bem? Não é! Me dá! Toma! A minha bem! Não é nada! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Oi pessoal, todo mundo me pergunta o que eu seria se não fosse apresentadora de TV, eu seria arquiteta. Eu adoro decoração, mistura do clássico, do moderno, e eu recebi um conjunto de mesa e cadeiras da Moveca Decor incrível. Só posso agradecer imensamente a Moveca, entregaram no prazo, qualidade nos móveis, o acabamento que eu escolhi, o atendimento personalizado e tudo online, sem precisar sair de casa, correr risco. Eles têm tantos produtos e tanta coisa bonita que vale conferir o site, vale conhecer as coleções. Moveca, esse é um ambiente individual, eu faço as minhas refeições sozinha e eu vou aproveitar muito esse espaço. Muito obrigada, um beijo, valeu! O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu.
Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história. Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite. Buonasera! Demme permesso che mi vengo dentro, mi vengo rento, mi vengo a casa vostra. Sì, stasera col nostro filò italiano, un altro filò italiano, la live famosa, no? Mi son Edgar Locatelli Marostica, il capo del nostro programma. Tutti i martedì sera, Facebook Edgar Marostica e il nostro filò italiano con la nostra equipe. Noi andremo di arrivare con tante sonade, la musica, la sonada ereditata dei nostri nonni, della nostra gente che se veniste d'Italia con la sapienza, con un legado, sì. E poter essere anche analfabeti o semi-analfabeti, ma che aveva in testa le lettere delle belle cantate per il momento della sera, il momento dell'allegrezza, il momento del filò, il momento degli amici, il momento di smentegarsi dei pensieri, delle fatiche, del lavoro, del soffrimento, di quel che ha patito e di quel che ha salà. Sì, la allegrezza. Era poco il momento, ma era un momento sol suo. Era un momento che si smenteghea di tutti quanti i pensieri. E tanto l'era ante il filò. Per quella che noi altri, che avevamo un rispetto tanto grande a questa gente, ante il nostro filò. È il nostro filò italiano. E quando si parla in filò, viene a mente di che? Viene a mente di gente. Contarsela, di catarse, di bever e di mangiare. La culinaria, il vin, il mangiare, un momento sacro di andare in tola, il momento di celebrare, di commemorare, perché non c'era opzione. Che i tempi là, un momento speciale, era il momento di stare con la famiglia, con gli amici in tola. Ver da mangiare e ver da bever era come essere fortunati. Sì, fortunati. La culinaria del porco, che tiria solo la carne, che tiria via i budei e dopo rento a carne sui budei, i fei ossocoi, le mursiglie, e il queijo de porco, sì, le gripole, la bagna. Dopo, quando fava la bagna e buttava rento la carne, per dopo un telelate o dei mastei o qualche posto, rento te a bagna, metterghe la carne perché adduresse. Perché chi ha inventato i salati? Perché non c'era luce. Che i tempi là non c'era la geladera. Allora toccava mettere via la carne per mantenerla più tempo, dopo parare i cervelli. E passare questo di generazione per generazione. Ecco, cosita col porco, dopo con la vacca. La vacca, che monsea, la vacca la aveva la carne, la vacca la aveva il latte, la puina, la panna, ecco, il butiro, e che aveva i vedei, così fava il formaio, il scolo, tutto questo. E il formaio mettendo via staionà, il durea una vita. Tutto c'era testa buona, inventarsi le cose. Le galline. Le aveva la carne, le aveva l'uovo, le aveva i pitosei, le aveva il piumin per fare i paioni, per fare i cusini, per fare le querte, e il becco e le sgrinfe, e se no dopare a tutto delle galline per mangiare. Ecco, mi penso che contava, era cosa che importante, che contava, che mezza gallina la fava per fare i capelletti, gli agnolini a domenica di mesdì, e mesa a salea, a mettere a rento della salmora, del
nel posto, rento la seccia do in fondo il posto che era un posto fresco per mantenersi sana, poi di drio, chissà far qualche cosa da mangiare, qualche pasta asciutta o se no carne in umido, per tocciare tanto con polenta, tutto l'era creatività. Allora, se anche la nostra gente era analfabeti o semi-analfabeti, di poco conoscimento, ma aveva l'esperienza della vita per mantenersi, tutto c'era sopravvivenza, cosita. E dopo che ne era mia la ua, della ua che hai fatto che? Hai fatto il vino, hai fatto l'aseo, la ua in natura, ecco, è il mosto di ua, il vin dolce, e cosita, è il sugo, è il sagù, e tante cose che ga inventa su con la ua. Allora, la culinaria, è una ricchezza, è una fortuna che noi altri abbiamo imparà e eredità della nostra gente. Va bene? Cosita l'è l'allegrezza del filò. Anche stasera tante frottole sonate, scherzemo, ridemo e se appassemo, gavaremo i fradei Sadinello, Valdir Bianchetti, Gioan Canton, gavaremo Valmor Marasca, la Deborah Vivian, la Paloma Trevisan, la Miqui, Gera e Jonas e anche Jaime Pastre, tanti chisè, ben che venesti qua nel nostro filò, in nome di quei che mi mantiene qua, al vivo, sempre, tutti i martedì di sera, Adilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, la Migi Plus, rasson per tutte quante le bestie bovine, sì, per mondo delle vacche, anche le bestie di ingorda, per i porchi di ingorda, anche per le porche di produzione, per le pecore, per le becche, polastri e anche per le galline poedere. Ben, questa la Migi Plus qua de casca, un struconasso a Flaurimili a vacca, tutta famiglia Migli a vacca. Ecco, un struconasso a tutta questa gente che avevamo la Baspan, botta super leve Baspan, il meglio stival che sta in tel Brasile. Là. Teccati in tutte quante le agropecuarie e case del ramo. Ne più di 10.000 prodotti distribuiti per tutto quanto il Brasile de a basso pancote. Va bene? Paludo moda e stilo. Oh, quando te pensi in scarpe e roba per tutta quanta la famiglia, le meglio marche, con condizioni buone da pagare, prezzo buono, teccati quel che te pensi in te le logge Paludo. 7 logge in quate a nostra regione. Che abbiamo la vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe, perché una sol non dà, tocca farne una ODP, va bene? Della famiglia Fante de Flores da Cunha, che abbiamo polivalente il mercato della famiglia, o conceito di essere o mercato da famiglia di Santa Rosa, da famiglia Deitos, un struconasso a tutti di Santa Rosa, clienti del supermercato polivalente, che abbiamo rete di postos Buffon. Un saluto a Roselio, a Jair, a Lauro, a Loreno, a tutta la famiglia e a tutti i collaboratori ai DP 90 posti di combustibile del Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Qua a Serafina che ne abbiamo 3. Tirate avanti, vieni anche a te, i lavori e prodotti della rete di postos Buffon. Che abbiamo anche a Pian Alimentos, a Son Parcan gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione. E il Tocan, il tuo meglio amico, è il meglio amico, i pesci e i gatti, i garrasson della Pian Alimentos qua de Paraí. Teccati questi prodotti in tutte le case del ramo agropecuarie, pet shop e della Avanti. Bravecto previne, tratta e controlla puldi e carapati dei cagnetti. Ma questo qual è un differenziale? Perché che l'è differenziale? Perché lui è il tratta, previne e controlla per de più di 90 giorni. L'è l'unico del mercato. Pensate, to cagnetto se merita bravecto. Questo l'è un prodotto per il toccan. Che abbiamo a modello Penei di Bento Gonçalves, della famiglia Cecon, Bridgestone, Firestone, fuori di strada, agricole, auti, camionette, camioni, linee, macchine agricole, macchine pesate, Penei, tutti negri, tutti tondi, ticati quanti a modello Penei de Bento Gonçalves, varento tele rete sociali che ticati e il contatto. E che abbiamo anche la Moveca Decor, la Z, una distribuidora di prodotti via internet, proprio così, ti compri e ti dà la garanzia di essere una impresa serafinense. Capito? Che ti dà sicurezza di entrega e il prodotto che ti compri è quel che ti ricevi, ecco, ti paghi il prezzo giusto e ti vai a vedere qualità,
una impresa forte in ramo e che ha sempre novità nel mercato. Moveca Decor, va dentro le reti sociali che ti vai a conoscere meglio questa distribuidora via internet, e-commerce, va bene? Ma adesso andiamo a chiamare il nostro elenco, cominciamo dentro, Maestro Ferro, le Luca è andato a fare il da mangiare stasera e ha detto che il fe è un da mangiare tutto quanto tipico italiano. Per capirmi, tipico italiano sarebbe che Maestro Ferro viene dentro, buonasera, come va? Buonasera, Bene, e vuoi ti anche, sì, sto bene. Tutti sani, Polito, mia vera. Ecco, saluta la nostra gente, chiedo di vedermi. Buonasera a tutti quanti, allora qui chi è a casa di guardare questa live stasera, no? E noi altri siamo qua stasera che abbiamo un mangiare tipico italiano. Mangiare tipico italiano, come se fosse un filò. Non so Valti che mi vede per tutti i cantoni del Brasile, ma qua è la nostra regione da Serra Gaúcha, anche non solo il Rio Grande do Sul, come anche Santa Catarina, Paraná e diversi stati. Ha un filò italiano, vero? Sì, sì. E quando si parla filò italiano, si parla in maniera tipico italiano. Cosa si fa te un maniera tipico italiano, Maestro Ferro? Te un filò italiano, cosa si fa sempre? Polenta. Polenta, non può mancare. E vin. E vin. Adesso vai, dopo. Polenta, formaggio rostio, radici cotti, salame rostio insieme con gli uovi, fortaia, come si dice. Sì, no? allora, salame rostio, salame in natura e salame in fortaia. Sì, però non può mancare, sempre. Non può mancare. Tutti i filò E dentro italiani questa fortaia non può mancare? Ovi. E formaio. Formaio, La salame. fortaia se tu dopo ti fai come che ti avvolti. Tutto che rendo quel che te vuoi. E anche tagliare su qualche tempero insieme. Sì, qualche consiglio, butta dentro. Cosita. E dopo? Ammassa anche se una roba che te filò italiano sempre che se. Pasta asciutta. Pasta asciutta. Sì. Allora che te filò italiano mi so che fa tanto. Intorcia su ammassa la succa per fare tipo i tortei, no? Allora fa rollo, è una cosa che a gente che piace tanto. E quel che le nonne le feano una volta, mia vera, quei sucche fai i tortei. Quei sucche fai i tortei, che se una pasta se buonissima, con sier dopo di carne, formaio toccio, grattavia formaio, beh, Dio darmi acqua in bocca, non so altri là. No, sì, E dopo che cosa ancora? E dopo allora vinca, le sta dito, de beverne. No, altri qua non per niente, da Serra Gaúcha che avevamo la Fante che se ha 5-6 marche di vin, ma Serra Gaúcha ha vini buoni, vero? Ecco, allora qua se beve bene, Se beve bene. Ecco. Del filò italiano anche qua nella nostra regione costuma in tanti posti mettere grepole di porco sempre. Gripole, ma buone! Sì, è quella la fa. Mangioca cocinata, anche. E mette i fa sucche dolce. Bon, infatti, quante cose che te velate vardi così te si anche bon se te sei posto del piatto e te a panza per mangiare tutto. Sì, tanti fali che te speuta sora schiera da comunità. I fa carne de porcel, de porco, de che sia costella, vero? Tocchi de costella, tocchetti, o se no tocchetti de porco, i accons avanti, vero? Gli fa una salmora, dopo te speo tocchetti, vero? Sì. E carne de polastro. Ecco sì, giusto. Cose che e anche un'altra cosa che si fa tanto qua nella nostra regione, è il rosto. Sì, è un mangiare tipico della nostra regione, è il rosto, che chiama mena rosto, ma mena rosto è la maniera di menarlo, no? Anche un'altra cosa che si fa qua. Allora, stasera, maestro, devo parlare solo mangiari di una volta, e mangiari che ancora si continua a farli perché sono buoni. È come una sonada, la si vecchia, ma la continua a essere successo. Ecco, perché la gente la che piace. Che piace, te hai ragione. E come che si dice, il mangiare è tipico italiano che lo fa, le modernissimo fino al giorno di cui. Ci sono ristoranti che serve quel mangiare perché c'è gente che lo apprezza, mia vera. Sì. E allora quella che dà continuità e che porta avanti la cultura, il costume che era una volta, che si fa ancora il dì in cui che è modernissimo e che è massa buon, mia vera. Proprio. Se mangia quasi massa. Se vai a vedere a sera, ti fa un senar, se mangia abbastanza, quasi massa. Va bene? Va bene. Va bene. Ma per sverse, il nostro filò italiano di stasera, chiamiamo... Giorni di festa si vogliamo ricordare, campane a suonare, senti che bel cantare, con le
le morose si sposava i giovanotti, intanto che i vecchiotti nell'amore indi a giocare. Se l'amore 6, 6, 6, se l'amore 2, 2, 3, se l'amore 6, 6, 6, se l'amore già. Se l'amore 6, 6, 6, se l'amore 2, 2, 3, se l'amore 6, 6, 6, se l'amore già. Giorni di festa si vogliamo ricordare, campane a suonare, senti che bel cantare. Con le morose si sposava i giovanotti, intanto che i vecchiotti dell'amore indi a giocare. Se l'amore 6, 6, 6, se l'amore 2, 2, 3, se l'amore 6, 6, 6, se l'amore già. Se l'amore 6, 6, 6, se l'amore 2, 2, 3, se l'amore 6, 6, 6, se l'amore già. Se l'amore 6, 6, 6, se l'amore 2, 2, 3, se l'amore 6, 6, 6, se l'amore già. Se l'amore 6, 6, 6, se l'amore 2, 2, 3, se l'amore 6, 6, 6, se l'amore già. Marino, allora? ascolta bene. Una volta un giocone su sei casa per bere, no? Arrivo dentro la bottega e strassinasco. Ma ciucco. Come dir ciucco? E tu botteghiero da un traghetto qua che in questo non vedo avvellino. Con l'osna, mi dico. Con l'osna. Buon maestro. Buon maestro. Mi piace. La cacciassa azzecativa con buon maestro resta velenosa. Nervosa. Cioè beve sto traghetto e il fissa insieme al balcone lì in fondo, che c'era un fiasco, tipo come se fosse sta una damigiana. E che è damigiana? Sapete che i garrafoni grandi, bianchi, trasparenti? Una bordolesa. Un garrafonon grande così, e rento pieno di capellone di sento. Ma manchea mi solo il becco mi pensavo che era pieno di ovi. No, ma tirarli fuori come? E lui il fissava, e col traghetto il fissava sti soldi, cioè. C'era molto di soldi. Immagina. E che a pensare, ma perché tutti questi soldi là? Sì. E il botteghiero che ha detto, tirate, conta dirti, ma perché vuol dirti? Non sapete, dammi un altro traghetto. Allora, il fissava, cioè, ma guarda te. Che lavoro là che fa voglia, allora, ma contami, perché tutti questi soldi ingarrafonai? La sera che usci si ingarrafona lì. No soldi. No soldi. E il botteghiero allora senza pazienza ha detto, ma va, allora te parlo. È che i soldi lì è un dugo. Un dugo. E persone che vengono qua a bodega, le duga 100 conti e butteremo i 100 conti per farne apposta un dugo. Quel che fa, quel che noi parliamo, che sfidiamo, una sfida. La sfida, quel che fa, porta via alla damigiana e quei soldi è tutto. È tutto. Che garrafone la poderia è tutto mio. Beh, fatica, tutto tu. Ma quanti devi fare che allora? Mi messi, pianta mascarsella, c'è per 100 conti in torti la gavea ancora 100. Piantare entro i 100 conti. E adesso quanti devi fare che? Buono che c'è una carta che guarda, bisogna che te bevi. Le regole, ne? Regole, beh, fatica. Sì, la regola c'era bere 1 litro di caciassa senza tirar via il back, caffè. Sì. E dopo tocca fare che? Dopo ti tocca che se là dentro te che portella una portella serata chiusa fin in cima, no? Sì. Tocca andare dentro là. Tutto scuro, mi dico. Tutto scuro. E là che ne una tigre. Bisogna cavargli un dente di tigre. E dopo della banda
che ti viene fuori a banda qua, vedo cascala te ve su, Sì. e là in cima che è una solterona di 80 anni, vergine, tocca fare l'amor con ella. Mi a te mi immagino chi che la è la solterona. Ti tasi, Tasi, se l'era te- fuori, se te sei qualcosa, Tasi. l'era latte il nord-est. Ah, boh. Vero? Allora il boh. ciucco il gaffato. Potremmo dare una recapitolata? Sì, che ha detto. Allora, che penso? Beve un litro di caciassa, Cassa. le isca. Para ti paciucco. Cavalli, come tocca fare? Cavalga il dente. Cavalga un dente alla tigre. Para ti. Cavalga un dente alla tigre. E dopo una sua scala e far l'amor con la una solterona vergine di 80 anni. È più difficile era fare quella. Cioè, entro qua, senza so che dà un litron di caciassa. Mi si attengono. Se foi. Ah, già fatto? Fatica! No! Butta il litro Ah, e sì. adesso verto a porta para rento ta tigre. Bon, la rento te senti gli urli. Un demoniamento e un sì, la baltò di e fogliettina, mena, smissia e poi mezza ora la rento e tutti spettea, ai lo copa e lo mai copa, è ancora morto. Guarda che se le bonde cavalli un denti che ha dato una tanaia. Guarda, tina una licateta de merda, Cioè, una licateta di niente. Passa mezza ora e senti a portella. A gas grincia. Gas grincia a portella e viene fuori. Bon, che n'era più persona. Era sfrantuma. Ma l'era sfenio. Nudo come Gesù Cristo game testa. Ah, sì, Sangue. Sì, già. Strasinà, onge per tutti i cantoni, sangue Sì, per presi tutti i come cantoni. la schiena. Senza tanaia niente in mano. Sì, sì. Il tremea tutto così. E il gadito. E il dente erano due. No, calma, hai capito? Dov'è la vecchiota che tocca a cavalga il dente? No. La gastracapia. Guarda, ti con un litro di caciassa. No. Dentro del nostro filo italiano che vuol suonare, per cantare chiamiamo Valmor Marasca. Quando da Genova il Sirio partiva per l'America al suo destino, senza timore il Sirio correva, leggero sul placido mar. Oh Sirio, Sirio, la misera squadra per molta gente, la misera fin. Oh Sirio, Sirio, la misera squadra per molta gente, la misera fin. Sull'alto mare la nave si infranse, incontrando
lo scoglio fatale, 4 barchette navegano sul mare in soccorso dei nostri fratelli. O Sirio, la misera squadra per molta gente, la misera fine. O Sirio, la misera squadra per molta gente, la misera fine. Il prete pregava e poi ordava la benedizione. Padri e madri baciavano i figli, poi sparivano tra le onde del mare. Sirio, la misera squadra per molta gente, la misera fine. O Sirio, la misera squadra per molta gente, misera fine. Ecco, e adesso noi chiamiamo quei che dà forza al nostro programma, al nostro filò italiano, quei che sei sempre con noi, i nostri patrocinadori culturais. Vai! Oi pessoal, todo mundo me pergunta o que eu seria se não fosse apresentadora de TV. Eu seria arquiteta. Eu adoro decoração, mistura do clássico, do moderno, e eu recebi um conjunto de mesa e cadeiras da Moveca Decor incrível. Só posso agradecer imensamente a Moveca, entregaram no prazo, qualidade nos móveis, o acabamento que eu escolhi, o atendimento personalizado e tudo online, sem precisar sair de casa, correr risco. Eles têm tantos produtos e tanta coisa bonita que vale conferir o site, vale conhecer as coleções. Moveca, esse é um ambiente individual, eu faço as minhas refeições sozinha e eu vou aproveitar muito esse espaço. Muito obrigada, um beijo, valeu!
minha bem. Não é. Me dá. Não. É minha bem. Não é nada. Não é. No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Allora una volta che c'era un alemán, ma signor, pieno di soldi, pieno di soldi. Ele è stato mal. Ma mal de che? De salute? Mal di salute, avvelio, triste, che ha cominciato a sbassare qua. Allora là viene fuori malattie. Cioè, bianco come una candela. E lui ha fatto esami, e allora gli aveva una brutta malattia. E gli aveva più sangue. Ma l'alemán, lui è bianco per naturalezza, no? L'alemán, gli biondi, no? E era bianco, smilinguio, sfinio, strassinà. E allora gli voleva sangue. E va a cattare sangue in due che dice sangue compatibile, no? Sì. Sangue che andava bene a lui. E allora era un cristianetto, un talianetto, Tonin, che chiamava Tonin. Allora sto Tonin, e che aveva sangue che andava bene a lui. Va là, chiappa Tonin. Arriva là, lui fumea. E beveva un mezzo garrafone di vino al dì. Sì che sangue, Vito. Là che sangue, Ciappa Tonin, cava sangue, fuori sangue, 2-3 litri di sangue, cioè bomba rento dell'alemán. Oh, 8 di l'alemán, ciappa colore, gli ha dato alta, ha dato casa. Salta fuori. Quando che si ha visto che gli ha contato che era di morire, che era di star bene, ha detto, magari con se che sangue, ha detto, ti occorreva sangue. Se non l'è Tonin, là ti morì. Ma l'ho visto Tonin, quel che la via è stata comunità tal, ha detto, ma mi lo conosco che là, l'è puaretto, gli ha di bisogno. E lui che aveva soldi, l'è andato in A e gli ha comprato un autin popolare. Ho visto. Gli ha dato un autin popolare, cioè 0 chilometri. Ma lui non sapeva dirigere niente. Allora c'è poco a vendere. C'ha i soldi, si è fatto bene, cioè, ma sta contento che ha passato un anno dopo e l'alemán mal ancora. Ha andato dal dottore ancora, cari da Dio, allora bianco, sfinito, sangue ancora, va sangue, ancora sangue. Tonin, se pensi, è ancora vivo? Sì, è vivo, Tonin. Chiama Tonin. Via del Tonin, cava sangue, va del Tonin. E io vedo Tonin, va l'alemán ancora sangue, blocca il pitico. Sì, di cavare fuori sangue, qua caro, mi bevo vino, qua. Volendo man, qua che ancora sangue, qua caro da Dio. Carga su Tonin, mezzo sporco, arriva fuori sangue, rento dell'alemán. L'alemán ha guarito tutto un'altra volta. Cioè. E bene, ecco. Allora quando che si ha guarito, che ha visto che ha detto, e lo sta ancora, sì, ancora Tonin, Maria Santa, che ha detto, bisogna che gli dà un'auto meglio, perché mi ha salvato la vita ancora. Allora gli ha dato un'auto un pochettino meglio, 1.8, cioè. Ben bello un autino, 50.000 conti, prima l'ha dato da presente. Ma signor, che l'altro ha detto, sono mia dirigente, no, ma ti vendi fuori, c'è una muccia di soldi, l'uomo l'era fatto te a vita. Ecco, passa un per di dì, passa un per di mesi, un per di anni, tutto pulito, e l'alemán, pimba, casca di nuovo. Bene, ecco, fa che, ormai lo sapeva, Toninga sangue, arriva la ficce fuori sangue dentro dell'alemán, un per di dì l'alemán, nuovo di nuovo. E Tonin, che passa un dì, non vede l'alemán, passa 3 dì, non vede l'alemán, passa una settimana, non vede l'alemán, passa un mese, l'alemán non viene, che ha detto, guarda, prima che c'è un'auto popolare, dopo che c'è un'auto di 50.000 conti, adesso dice, era di pensare, mi dà un zippe.
quei renegati là, un compass, che i gipponi, sai che ha pensato, adesso c'ha un zippe, no? Allora che ha pensato, e non viene, hasta che passo mila via per vedere cosa che è, per fede, no? Cioè, che passa giù, e l'Aleman sotto il vignale, perché la vecchiotto ormai aveva un bel sitio, tal, era là che il tendeva il vignale, e Tonino dice, oh, Alemão! Ô Alemão, como é que tá? Tudo bem ali? Sim, Gaito, italiano. Oh, muito obrigado, viu? Que tu me ajudou de novo com o teu sangue, muito obrigado. Sim, Gaito, eu sei do teu obrigado, mas olha bem, la prima volta che ho vinto del sangue, tu me deu um altinho, depois tu me deu um altaço, e agora a terceira vez que eu tava esperando para ganhar aquele jipe, tu nem apareceu. Ho detto, oh italiano, calma lì, è che chi di tanto coloca sangue italiano, è puro italiano che non dà mai nada. Non dà mai. Trucca fine l'Aleman. Non era più sangue alemán, era puro italiano. Che bellezza, che maraviglia, torniamo col nostro filò italiano stasera parlando solo magnari, sonate, scherzi, rider, quel che era la allegrezza dei nostri immigranti, dei primi discendenti di là avanti. Ma parlando di discendenti, il poro prete, Giovan Leonir dall'Alba, e che ha fatto di tante belle storie, scriveste nel libro. E una delle belle storie che mi piace gran tanto, di interpretarle qua, è Magnari di una volta. Ma è lo perché che i magnari di sti anni era così gran buoni. Se mangiava tan volentiera le cose anche se era poaretti che mi portava in tola, che Valti non sapevi quanto. E penseo dei radici tolti in vaneda, freschi, piantai con grassa de stala, che fosse sta farli buoni e il consiero del lardo con l'aseo? O la polenta sul panaro in fette calde e grande o anche a brustolare, che sia sta il cagliero piccante a cadena sopra il fogoler? O darghe questo buon gusto, cosa sia stato la maniera di farla, chissà, sta buonissima polenta? E un tocco di pan fresco tirà fuori dal forno, quell'odore che si sentia da distante, con un tocco di salato fatto in casa con lardo, tocconi grandi, mangiai in colazione a mattina e a colpi anche con bicchiere di vino? Sì, a colpi anche in rossa, alla prima colazione, menata là, dopo del primo sudor, ve penseo e il valore che aveva un tocco di pan con salato. Non era proprio un mangiar de fortunai? Sicuramente che sì. Vi penseo di quella costelletta fatta ante a padella, ben onta con polenta che si tocciava e con radici cotti, e la minestra calda con fasoi fatti con codega, cucinate in racquante ore sul fogone, del brodo tutto negro e di un brodo anche di gal vecchio, ve penseo? Quei gai molai fora, in tel tempo liberi, chi sbecolea di qua e di là, i ganantro gusto. Fatto con formaio gratà, con pan fresco, con carne lessa e anche con creme. Quanto mangiar quelle buone cose! E un piatto di sardelle o di bisate. Pescate Rio de San Marco, con polenta appena fatta e radici ben consai. Un speo di tanti osei con lardo o se no col menarosto. Maria Santa, vieni l'acqua in bocca a pensarsi. E i gnocchi, i tortei, tagliadelli, fidelini, lasagne, cannelluni, pasta asciutta. Ve penseo del pien, del col de a gallina o del gal? Quanto buon che c'era a domenica de mesdì, che c'era un pranzo, che guai! Pevaruni te laseo,
e anche fortaia e salato, ve penseo? Fortaia e salato, con fortaia fresco. E le cose via de buttare via, le cose de pensare che sora, che se un maiar de siori. E il galetto al primo canto, ve penseo? Perché era tanto, perché sarà che era tanto differente del giorno di ancoi? Era più buoni di adesso me parmi, non so altri. Perché era fatti chissà de a mamma o de a nonna? Sempre più de gran fame che i tempi là si era creare questo, la fame che se steino in tola, se mangia tutto quel che veniva davanti. Pan, formai, salato e vin. Quando fette de polenta, cucinà a boio anche il codeghin, ve penseo? Il codeghin, quanto buon che era anche quel. Dopo il giorno del lavoro, il caldo, col sudor, in mezzo al miglio grande e bel, tutti, e con una fame de can, che de meglio in famiglia, tutti insieme dar senar. Che maraviglia, che spettacolo, che bel messonar quei bei nomi de magnari. Il gusto del magnar, la voglia del magnar, tutto questo vedremo stasera. Ma adesso andiamo a suonare. Valdir Bianchet e Joan Canton viene a cantare sul nostro filo italiano. Vai! Un giorno me go arrabbiare, la me s'appagò mola e che godito al me paron. Ora ser che so sbagliare, resto con la mia metà e vuoi comprarmi un camion. E sono andato a Portalegre e ho comprato un brutto negro, un dosinho amarelon. L'era tutto riformato, 3 volte ho guarrabaltato, avanti rivariamo son. L'era tutto riformato, 3 volte ho guarrabaltato, avanti rivariamo son. L'ho messo in officina con pinio di gasolina e che gorgio un fai penei. Sono andato a cargar formento, patate, bento per mangiarmi qualche schei. Te la safra cargo miglio e la fiola de zampirio che la zeso di Sarvei. La vorrei essere memorosa, mia mamma lavò la sposa per dargli ai bambini bei. La vorrei essere memorosa, mia mamma lavò la sposa per dargli ai bambini bei. Cargo fumo e anche burre, delle volte se occorre, meno in malaia al dottor. Meno insieme a mia sorella per parar la manivella quando non c'ha il motor. Sto d'oggi il galla maniera che il tranca la cremaliera, può essere che sia rotor. E il boie su per la riva, delle volte il mincativa, il me fa fin cambiare il color. E il boie su per la riva, delle volte il mincativa, il me fa fin cambiare il color. Un giorno per carità, una mudanza go cargata di un chende a stanamento. So per la riva della Santa go impirare in una pianta che l'è stato un spavento. Passo de un sasson, ho rotto tutto il casson e go storto il catavento. Della paura chissà, le mudande cobro e do per le braghe cramento. Della paura chissà, le mutande cobro e do per le braghe cramento. Dopo di questo sporon lo go vende sto dojon per finire di trebular. Coi soldi che go avanzano a Colonia go comprare le meglio andare a par. Così è stata la storia quando la gente si imbroia solo per la sappa molar. Le meglio cavar la terra che parar la manivella se il motore non vuol giappar. Le meglio cavar la terra che parar la manivella se il motore non vuol giappar.
noi torniamo. E stasera parlando solo a Magnari di una volta, vero maestro Ferro? Sì, Magnari di una volta. E Magnari che ancora si continua a farli. I salami buoni, la costelletta de porco, e l'osso col, la morsiglia, queijo de porco e gripole. Le gripole, con un chilo di gripole, non è qualche un può comprarle, vero maestro? Che c'è tante cose costita che le fa ridere, no? Che se parla. Sì, se scherza. Ma vuoi dire costita, guarda. Che c'è tante donne belle, tose, giovani, che loro che piace scherzare via per le reti sociali, che una volta aspettava un presente come del moroso, una cosa così. Che ne tante che dice che un bel presente sarebbe un po' che de grepole, non è vero? Anche un'altra cosa che le fa, una volta un toso se voleva fare un bel estero, e gli portava un masso di fiori a sta tosa. È il mazzolino di fiori. Sì, allora adesso il dì in cui col prezzo della sonza di squide una volta, che porta un sbarro di sonza alle tose e le resta contento. E che dice, i suoi impulsi. Mia, vero? È vero, per causa del prezzo. Per causa del prezzo, no? Ma maestro, adesso noi la nostra idea è parlare solo a Magnari di una volta e solo le condizioni. Giusto, allora... Poaretti, poveri, miserabili, poco niente da mangiare, famiglie grandi, tanti tusi. Come che c'era una volta? Cosa si mette in tola? Torniamo in Drio da quanti anni in Drio? Quando che le venisti i nostri italiani qua in Brasile? Feghe a conta che non era il supermercato come che è il giorno d'ancoi. Venisti do del navio, con queste male quadre che il baù che si portava a Dio quel che poteva, e io venisti entro per in mezzo al mato, con quel che aveva, e gli invia a farsi su qualche cosa per poter inviare via la sua vita cosita. Sì, perché tutto era sopravvivenza, era mantenersi vivi. Non passava per testa avere qualcosa di più, no. Passava per testa mantenersi sani, vivi, mi è vero? Mantenersi vivi intanto che poteva piantare qualcosa per catar su per poter mangiare. Ma aveva cosa in te a mala per mangiare, per mantenersi. Sia buoni pensare ora e pensare come che gli ha fatto i primi 6, 7, 8 mesi che veniva le prime cose che gli ha impiantato, cosa che gli mangia. Sì, perché quando gli piantava, gli metteva un periodo, un tempo per venire il risultato di quel che aveva piantato. Giusto, loro gli aveva semenze, il governo gli ha dato semenze, ma fin là. E semenze bisogna piantarle e quando è che venisse il pitanto che ha toccato, tagliare il mato, brusare su e dopo impiantare. E aspettare che venisse le panocce, le sucche, le patate, le vigne che il primo anno che te le impianti non le vieni su per fare a ua che l'era per mangiarla. Allora, tante cose mi ho sentito, non a contarlo, che come che fa anche a sapere qua che hai visto in una terra strana in mezzo al mato, e sapere quali frutti che genera su per piante che poteva mangiarli e che non fosse velenosi che li copesse. Ah sì, importante questo, sì. Loro stia attento cosa che bestiolette e mangia. Quel che mangia i bestiolette, i michi, i simie. Le simioti. I simioti. Le quel simie. Che mangia i simioti, le simie, li poteva mangiare anche loro. Una cosa che ha imparato a mangiarla è stato i pignoni, che qua ne erano tanti. Sì. Pignoni. Ma come mangiare i pignoni? Loro non conoscevano i pignoni da Italia. No, Italia che si mia pini. I pignoni è una cosa qua del Brasile. È una regione nostra qua del sud. Nessuno che ha dato una carta scritta a loro per dire là che ne pigni fa su bocce e rento che nei pignoni te li do così ne te l'acqua fa un sapecco. No, che era che l'istruzione lì. Loro stai attento, quel che è simie, mangia anche loro, che loro non che fa male, non moria mia. Sì, perché noi siamo delle simie. Perché no? Siamo quasi compagni di macachi. Tante storie attorno che loro là che dice che tanti che ha saltato dai pianti che gata via qua e via. E via così. E via, e sì. avanti, va in buona. È giusto. Allora, guarda, allora che neanche è morto tanta gente che andava a Drio il mangiare e i frutti che gli erano velenosi che gli ha fatto male. Mm-hmm. E dottori non che ne era, infatti, così erano le cose.
E loro è andati avanti così. Per esempio, i fasoi, una menestra di fasoi. Era come un sorrasco di rinconi. Sì, Mia a vera. un pranzo. Un pranzo. E dopo le grandissimo. metteva a mattina buon'ora, te pensi tu, o se no metteva appena drio mezzì fino a sera. Stiate il fuoco, non fuoco tanto forte. Sì. Stiava boiendo. E aveva un odore che si sentiva da distante, mi è vero? Sì, perché Sì. quando che era il fogone, come perché prima, dopo si è fatto la ring, diceva, no? Sì. Perché che qui una volta i fea sue case a cosina distante da casa? Perché non era il fogone col cano che andava fuori a fumare e tutto. I fea il fuoco insieme a un quadro così. De tola. Rento che ne era a terra. Rento li metteva a terra. E insieme a fuoco. Insieme a fuoco. E picchia via il brondin qualcosa. Con una cadena. Con una cadena. E là cosinea patate, pignoni, quel che aveva da cosinare. No? Rento tutto sto brondo. Rento il brondin. E allora era facile che sta a casa ci fuoco, mia vera. E allora se era distante dai quarti in dove che andava a dormire, si accapeva fuoco, brusea sol che a cosina no a casa. Sì. Quella era l'idea di avere a cosina distante da casa dove che andava a dormire, a sala, il corridoio. Importante questo, sì. E allora lei si feia sto poco di mangiare poariti, no? Allora a soppa di fasui, quel che aveva... A minestra. A minestra. Quel che era buono far de torsu de a terra, e gli dea tanto valore e vardea de metter via per venire per un tempo lungo, no? Le donne che feia dal mangiare, vero maestro, quando che le era buone, de cupare a fame di sta gente, dei fioi, della famiglia, ancoi, le era un bel estro. Sì, perché anche a sera, darghe da mangiare, che aveva tanti fioi, tanti tosatei. Vuto che gli fesse quel che fa il giorno d'incoi? No, l'era mia cosita. I tosatei mangia quel che n'era. Loro anche i ciapea a sera, mia nonna la contea, che gli aveva una padellona grande, i buttea rento un poco di minestra che gassa brada MSD, e loro rostia su 2-3 uvi, 2-3 tocchi di formaggio, i scaldea su così e la metteva intera, i tosatei mangia un poco cada uno, non era il piatto un per un, la vardona muccia dell'ossa, No, era così. era così. Non stai pensare che era e fralde descartabile o i strassi che li laveva tutti di tante volte i tosatei, i metteva sui strassi di notte per tenere a urina e dopo la mattina i tirava a due, i buttava insieme a cerca e secchia a sera i toglieva su e metteva su ancora quei. Sì, quando si pissava addosso. Un'altra cosa, maestro, del mangiare, quel che gli aveva la vacca o il latte, che gli avesse a sera polenta e latte, che cada un potesse andare a torse una menestrada di latte e la polenta per smissiare su un latte, per spaccarla su del latte e mangiare menestra, come se fosse menestra, di polenta e latte, era un pranzo. Giusto, guarda, mi voleva dire così anche, parlando del mangiare, quei che magari va ver a prima vacca, che non era tutti che le aveva, l'era come il giorno in cui chi avesse inaugurato un supermercato della comunità. Ma maestro, guarda qua, una famiglia che avesse vacche di latte, una o di più, galline 20, 30, 40, e che avesse 2 o 3 porche, per veri porchi, una famiglia così, era siora? Era una famiglia siora. Siora, di mangiare, di non passare neanche la necessità. Non necessità. Perché mi parlano quei vecchiotti, maestro, ascolta bene, quando mi parlo con i vecchiotti, guarda così, 80 anni, 90 anni, dico, no, anzi, se fea de che le salamade, Vito? Sì. Quando che dice se fea delle salamade, e parla con tanta proprietà, che era come se fosse siori. Quel che aveva salamade, che aveva 2-3 vacche di latte, 30-40 galline del pra, o del curtio, e era siori. Sì, era come il giorno in cui aveva da mangiare abbastanza, era siori. Per darne i fiori, e anche così che aveva quella idea, loro, quindi impiantare patate, piantarne tante, che gli viene per la famiglia e anche per darne gli altri. Sì, mangiocca, sucche, mandolin, riso, sì. angurie,
Tutto impiantato di tutto perché veniva, no? Abbastanza abbondanza, sì, in tutto al mangiare, perché quel tempo là tutto c'era mantenersi sani e vivi, per da mangiare. No, non che c'era le intenzioni di ancora. Sì o no? Sì, l'era mantenersi sani. Ambição de hoje não existia. No. Hoje tem que sobreviver, hoje tem que sobrar, hoje tem que investir, hoje tem que comprar, hoje tem que progredir. Sim ou não? Sì. Naquele tempo não. Tudo era sobreviver. Il giorno in cui per esempio a roba, che la gente gasta tanti soldi con la roba, per truccare, per avere questo quello. Una volta comprei una peça di riscatto e era che fa a medesima roba del medesimo colore per tutta la famiglia. Sì. E allora così, quando che via a essere le prime case che vendeva qualche cosa, vendeli che? Sucro, petrolio, sal, ecco. Farina, ecco. Che ancora si impiantava il fermento e indea al molin, no? E si fa farina per Quel che non si poteva far casa, ma tutto quel che si poteva far casa era sparagnare. Sì. Adesso, maestro, parliamo di situazioni più terribili ancora, che c'era non aver cosa da mangiare. Era polenta e qualche cosa. Sì o no? Sì. Perché a polenta, fine il giorno in cui a farina di polenta è barato. Sì o no? Le mie un mangiare caro. Le un mangiare di più barati che ne in cui te mangi polenta al tuo ristorante e paghi cara polenta. Sì. Perché qua polenta polenta in cui. Sì, ma una volta polenta che viene dal miglio che ti piantai in casa, c'era barato. Allora c'era polenta che fa sostanza con qualche cosa. Un uovo rostio e polenta c'era un cenar, c'era un pranzo. Sì o no? Giusto. Polenta e seule, polenta e radici con sai, polenta e naranze, polenta e qualche cosa. Polenta e toccio, polenta e salame, polenta e formaggio, polenta con tanti mangiari insieme con la polenta. Ma la polenta era quella che impegna la panza, no? E tanto che ne ho ditato che a me non a dire a fine giorni in cui mi penso, maestro, guardate de mangiare anche polenta e non solo con panadego. Ancora il giorno in cui l'è comune, l'è normale, l'è naturale di ti vedere una persona a casa tua o un foresto a casa tua, perché ti te si paronde a casa. Ti te puoi mangiare. Se ti te vuoi mangiare solo o socoi, te puoi mangiare, perché sì che te lo paghi. Sì. Ma una persona che viene di fuori a mangiare a casa tua, solo o socoi, o sol formaggio, o sol salame. Non anche che siamo italiani, io ci salta fuori da testa quando vediamo questo. Non siamo costumai. Non è un costume di vedere e persone mangiare formaggio e salame, formaggio e ossocol. No, bisogna avere polenta, avere pane insieme, perché è un costume nostro che viene del sparagnar, del poupar. Sì o no? Allora, mica è sempre importante questo, osservare a casa degli altri. Mi è vero? Sì. A casa degli altri, cosa che te mangi? Vera. Se mette solo in tola formaggio e salame, tocca mangiare formaggio e salame. Ma si mette anche a pan o polenta, bisogna mangiare anche con polenta. Se rispetto, un costume, no? Un costume, se educazione. E mi insegno gran tanto ai miei piccinini. Capito? Ecco. Ecco. Va bene? Bisogna che imparano da qualche d'uni mia vera. Giusto? Devo a una frotoletta, vai! Ma tasi manco, parla in perdis, i gatti. Gallo che vede? I gatti, i che piace, passarini? I gatti perdis, sì. Bestiolette de pene, i gatti e demoni. Ma sì o no? Sì, vera. E una Che volta... piace anche da rasson da pian? Maria Santa, quella che piace, perché mangia più bestiolette in sì, cuore. no. Ma allora che c'era un prete che aveva più o meno un 30-40 gatti. Puri gatti. Allora era canonica, in cantina, in chiesa, dove che n'era un posto che n'era un gatto. E il sacristan era là, di star
Là a Canonica, anche lui che aveva una casetta là, sta Cristán, e lui non gli podeva più sti gatti. Onde te pensei di andare che n'era un gatto? Che n'era un gatto. E il prete, guai Dio, se qualche dunque dicesse futta gatto, chi dice che? Futta gatto. Sì. Infatti anche c'è mai futta gatto, no? Perché non piato un gatto, ti metti a panza così un gatto, tu tre alto, 5-6 metri, dovina, casca in piedi e via. E neanche vado qua qua. Che n'è gente che casca lì che anche che dopo sai in piedi. Qui di Marao. Qua alto il culon fuori, mia vera che si era così i gatti, tutti i compagni, no? E quando una gatta la fa la matusella, puttana, Maria Santa, chi che dorme? Perché la gatta, vero maestro? Maela, te mi ha detto, dammela, allora i cani sbaia la via un altro cane. Chi che dorme quando una gatta fa puttana? Allora steghe una gatta tendete a casa, che tu capito? Così, mia vera? Che non è facile. Prendela bene. È proprio così. E passa fuori perché è una spesa ben piccola. E va a darla via in volta, viene in casa e porta 7-8 gattini. Coparli no, darli via nessuno i vuole. Costi gatti. Allora, fate socio. Fate socio da piano alimento se è pronto. Ma allora sto prete è andato via in Italia. E a sta casa stea via 15 giorni e detto, Sacristan, tendimi i gatti. Ma è dai da mangiare. Con l'altro che piace a mia tanto. E ma varati. Allora il cata un amico suo che ha detto, mi te fa una simpatia di quei gatti lì, che se te vuol distruggerli, mi te garanto che funziona. Ma gli ha detto, ma come fa? Come? E gli ha detto, vieni qua. E te nareccia. C'ho la gaffata. Cosa l'ho fatto? E indi a casa, da Canonica, sarai tutti i gatti dentro a Canonica, ascolta bene. Allora sarai tutti e tutti qua. Assai mezza giornata senza mangiare e dopo c'è mai rento. Quando se venesti rento da Canonica, c'era una finestra, c'era un'altra finestra, dato da mangiare. Sì. E s'era chiamarli là. Chiamarli. E il ciappa e s'era la porta. Se a scuria dei boi. A scuria, una scuria. Sì, lunga. 8 tinti e un lungo cosita davanti. Mettesti su a posta largo cosita. Felo che è sgorlea corona. E caro da Dio, scuriai i gatti, ma scuriai i gatti. Che ragazzi su per i guardaroba, sotto le cristallere, sotto il letto, su per al soade delle finestre. Dove che era un posto che ragazzi e lui sgorlea. E do scuriai. Ciò, e gamia molai. Il didrio nettar su tutto e corona e scuriai 3 di a fio. C'ho il prete, il via in casa, è andato torno dell'aeroporto, no? Sì, e ha detto, prete, con notizie tristi da darvi. Gallo, quando sei sto che? E il prete c'è che ha sempre ancora una piccata qua. Sì. Ciappa su, carga sul prete con l'auto da parrocchia e viene per strada. Ma allora contami che i vostri gatti di aver visto il demonio. Ma perché? Ma è tutti indemoniati, non te polvardali, noi gaffame, slanchi, i caga dappertutto, i fassuri se sgraffa, e è un mestieramento che mi non so dir cosa. Maria Santa, il prete che tu, ma non è possibile. Ma è l'indue, è là per quella, è tutti l'anno che manca neanche uno, perché guardatissimo anch'esso. Tipo bene. Il prete li conosceva tutti. E fanno la colazione col nonno. Allora contami che i vostri gatti di aver visto il demonio. Ma perché? Ma è tutti indemoniati, non te polvardali, noi gaffame, slanchi, i caga dappertutto, i fassuri se sgraffa, e è un mestieramento che mi non so dir cosa. Maria Santa, il prete che tu, ma non è possibile. Ma è l'indue, è là per quella, è tutti l'anno che manca neanche uno, perché guardatissimo anch'esso.
Dico bene. Il prete li conosceva tutti i gatti, un per un, no? E che ha detto, e quella rossa me da baia è là, perché era la prima più vecchia. Sì, la è là. E ben, infatti, per strada, ma allora, ma conti di far che, ma mi non so, prete, ma allora preghiamo per strada, Ave Maria, Gloria al Pai e Padre nostro, pregando per i gatti, finché arriva a casa. E il prete, quando le arriva a casa, che tu, e lì dove? E tutti rento ta canonica varazzi. E il prete cava a corona del col, come dire, se sei indemoniai con la corona e col signoron grande così, col crucifisso in man, e il verde a porta e il varento così. Quando il fa così... Qua corona a che ragazzi per tutti i cantoni, un per su per il prete, rabaltà il prete, cotto e altri gatti per tutti i cantoni, e il sera porta il sacristano, per l'amor di Dio, librati di chi gatti li perché tutti indemoniai. Ma gente, che simpatia bella questa. Un corea capia scuri, vero? Qui vede a corona. E il nostro filota le anciamo a sonare che sei buon, che sei bello, che porta allegrezza. Ci abbiamo Deborah Vivian per cantare dentro del nostro filota italiano. Piena, quanti pani andrà a lavar, lunga è la giornata, lunga un'eternità, il sole sta per tramontare, la banderina con il tuo casolare, quelle mani gonfie come fai, ti fanno male più che mai. Fare là, il tuo villaggio nuovo che aspetta già, sulla porta mentre il giorno muore, soltanto un bacio con il tenero dolore. La bella lavandaia verso il fiume cantando va, quel canto si diffonde dal fiume sulle sponde, come una cantilena fino a sera ripeterà, sempre quel ritornello lungo un'eternità, il sole sta per tramontare, la banderina con il tuo casolare, quelle mani gonfie come fai, ti fanno male più che mai. Di lontano pare là, il tuo villaggio nuovo che aspetta già, sulla porta mentre il giorno muore, soltanto un bacio con il tenero dolore. Ecco, e adesso noi chiamiamo quei che dà forza al nostro programma, al nostro filota italiano, quei che sono sempre con noi, i nostri patrocinatori culturali, vai! A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! Para!
caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Oi pessoal, todo mundo me pergunta o que eu seria se não fosse apresentadora de TV. Eu seria arquiteta. Eu adoro decoração, mistura do clássico, do moderno, e eu recebi um conjunto de mesa e cadeiras da Moveca Decor incrível. Só posso agradecer imensamente a Moveca, entregaram no prazo, qualidade nos móveis, o acabamento que eu escolhi, o atendimento personalizado e tudo online, sem precisar sair de casa, correr risco. Eles têm tantos produtos e tanta coisa bonita que vale conferir o site, vale conhecer as coleções. Moveca, esse é um ambiente individual, eu faço as minhas refeições sozinha e eu vou aproveitar muito esse espaço. Muito obrigada, um beijo, valeu! L'Italia il tiro, so per trovare una verginella e ciomba la rirarella e viva l'amore. So per trovare una verginella e ciomba la rirarella e viva l'amore. Verginella non posso trovare, prima per dentro e dopo per fuori, ciomba la rirarella e viva l'amore. Prima per dentro e dopo per fuori, ciomba la rirarella e viva l'amore.
Altri italiani son bravi soldati. Altri italiani son bravi soldati. Tutte le notti di sentinelle, viva l'amore. Tutte le notti di sentinelle, ciombalarelale, viva l'amore. Italiani son bravi soldati. Altri italiani son bravi soldati. Tutte le notti di sentinelle, ciombalarelale, viva l'amore. Tutte le notti di sentinelle, ciombalarelale, viva l'amore. Torniamo col nostro filò italiano parlando dei magnari di una volta, magnari di ancora, la differenza, ma i magnari che fino al giorno di ancora, maestro Ferro, i gacca il buon gusto, e il buon odore di distante, e l'odore di appolento di distante, là per le 6, 7, 8 da sera, che se in calma do tutto, te senti di distante l'odore di appolenta, e l'odore del buon gusto, e l'odore di abbondanza dal mangiare. Del consigliere del mangiare. E il consigliere, di tirarsi il tempo, di famiglie grandi, di aver salamade, di aver le soppresse, di aver io soccoi, di copare tanti porchi. In casa mia si copia 1 o 2 porchi all'anno, ma che n'era qui che copia cada 2 o 3 mesi un porco, perché la famiglia già era grande. Sì. Sì o no? Che voleva mangiare. Che voleva da mangiare e che c'era il potere. Copare 1 o 2 galline polastri a settimana, là a casa mia copare un polastro. Copemo, non copemo, qualche lo copemo, già era quasi una riunione per decidere qual copar, come coparlo. Cosa che si andava a fare. Perché già erano poaretti. La mancanza di un polastro. E che era, ma quando le famiglie si remediare su, come si dice, che le si posta, che l'ora veniva fuori quel che ti devo dire adesso, che era salamade, che era i fea del porco, che avevamo appena parlato, tante cose qui copia il porco. Bagna latte di bagna in cantina. E i codeghini, e i fea le morsiglie, anche il sangue gli approvettava. No? C'è un ditato che dice così, non adianta andare sua bagna col piron quando che ne mi apì. Giusto, sì col piron ne fa non adianta sparagnar quando non che pi, bisogna sparagnar quando che ne tanta, allora tutto c'era sparagnar. Sparagnia tutto per venire sempre, no? Ecco. Come gli italiani diceva, tutta la roba di un canton che arriva alla sostaglione, mia vera? Metter via tutto, non buttar via niente, per aver sempre qualche cosa, qualche taccon su per braghe, qualche tocco di pesta servia, no? Quando i segare mediai che le andai avanti un poco, che aveva i porchi, che aveva la vacca, che aveva le piegore, che aveva le galline, che aveva le cose per che aveva i vignai. Che era abbondanza, sì. Sì. Te case vecchie, come te case che aveva, in due che era il nonno, la nonna, e case più vecchie, come erano noi che era de più cose da mangiare. Noi che tendei in cantina, ti stai impressionando? Le botte erano piene di vino, le tole erano piene di salami, picca su, che n'era il formaio, quel duro, che n'era aglio, che n'era seule in cantina. C'era la fartura della casa e su de sora che n'era il graner, l'ora che n'era fasoi, che n'era mandolini, che n'era riso, che n'era formento. Mandolin.
Sì. Che era i grani su de sora. Su de sora era i grani. Sì. Allora c'era fartura, e il buon gusto. In Gurie, quando si impianta in Gurie che si infia tante, le durea tanto in cantina del fresco, mia vera? Sì. Dopo finio la safra ancora. Meloni, angurie. Sucche. E sucche marine. Sucche marine per fare i per fare il pien. No, Detto, ma è ancora il pien del col del gal. Sì. Te a su fetele. Gente, la casa mia, adesso è tempo, morto me pupaga, scambiare tanta cosa, ma far menestra di agnolini, di cappelliti, con polastro. E il col era una briga, perché tutti volevano il col col sangue rento ancora. Sì. E allora che tiria via l'osso del col, lo assea a vodo e impienia del pien, lighe le due ponte, e fava il col del gal col pien. Domande che in coi alla tua mamma o alla tua nonna che te fai il pien? Del col del gal. No, è serio, maestro, vamos falar português agora? Sì, vamos falar em português. É sério, por favor, faça isso. Recheio do pescoço do galo ou da galinha. E ferve ele junto com o caldo que proporciona o caldo para botar os capelletti, o arroz, aquilo que se faz numa sopa, para ver o gosto que aquilo dá. Porque dentro do pescoço do galo, com o recheio, vai os temperos, vai o queijo ralado, vai o pão ralado, vai as coisas que as nonas sabem fazer. E esse recheio, fervido junto, ele dá o gosto na sopa que só quem já provou sabe o que é. É verdade. Faça algo diferente, invente, faça algo diferente, ou volte no tempo. Verdade. Essas receitas são extraordinárias, fantásticas, maravilhosas. É de comer e não aguentar mais. É vero ou não é? Proprio vera. E era assim que foram inventando as comidas, e andati aveva l'abbondanza, la è arrivata l'abbondanza, no? Sì. Dopo della carestia, aveva anche l'abbondanza, qui si è fatti su, quando che si è tirato fuori, e aveva le cose per mangiare, per vendere, per andare avanti, per comprare terra, per postare i fioi, per andare avanti, gli italiani si sono fatti così. Proprio vero, no? Ecco. Fadiga che indesse fuori un fiol di casa e diceva con i maridea che non c'apesse mezza colonia di terra, che non c'apesse a soggiunta de boia, vacca de latte, la carretta e cose per benfeitorie, no? per tirarsi avanti. Per tirarsi avanti. Proprio e de mangiare, che aveva la preoccupazione di darghe de mangiare, di portarghe, di darghe la ciocca con i polastrei, che se fesse le galline, che se fesse la porca, che la veniva con i porchiti per tirarli su, per aver che de mangiare. E fea presto, mia vera che l'era così. Sì, l'era così. E la gente la aveva italiani, stiamo di parlare di italiani, la grande maggioranza voglia di lavorare, voglia di farsi avanti. L'ora è laurea di notte, come si diceva di notte, laurea del dì e un tocco con cada notte. Sì, per tirarsi avanti, levar su buon'ora, scomissiare le cose buon'ora, tirare il latte per portarlo in cucina, per fare il formaio. E così l'era fatta la vita. Quei più giovani fia che lavoro là, dopo che si il latte alla nonna, la mamma che stia a casa a fare da mangiare, la fa il formaio, la impegna, e il fogone de pignate che arriva a mesdì, era una roba che sì, è vero. Sapevamo cosa che vuol dire quel lavoro qua. Mi penso di mangiare fasoi, riso e pasta asciutta insieme, ancora qualcosa. L'era mangiare in abbondanza, allora che abbiamo passato tutte noi, tutte, quelle di mangiare stretto, di tegnere, di dar via da tola e andare in cerca di qualche frutta, qualche cosa, patata, per impinire la panza, ma anche dopo che abbiamo passato bella e buona. E in cui noi credo che siamo in epoca di la tal de cucanha, vero maestro? E noi anche siamo una generazione privilegiata. Vamos usar essa palavra. Essa palavra privilegiata. Privilégio di essere qua, non per aver passato tante cose differenti. E aver visto l'evoluzione di tutto quello che ha scambiato. Bravo. Abbiamo visto impiantare il miglio col sponcio in certi
posti. Sì, L'avevo chiaro che visto, mai. Sì, piantare il miglio con la macchinetta, chiaro da qua e la via, abbiamo visto un piantare il miglio, abbiamo visto, Vardè ten 40-50 anni, costa che le cose le gas Un cambiate coito su 300 sacchi di miglio tu un ettare, un coito su 300 sacchi. Che tempi che non si piantava, che si vedeva piantare i nostri pari, i nostri nonni, io piantavo chiaro, panoccione lunghe cosita, terra senza adubo, senza urea, senza niente, soldi a natura, ecco. Ma piantiamo massa chiaro. 300 sacchi di miglio era 300, 500 sacchi di miglio che tempi là, ma non si vendeva miglio. C'era per i porchi, c'era per i vacchi, c'era per polenta, c'era per sopravvivenza. Sì. Su tutto c'era sopravvivenza. Mi è vero? Tutto quel che si impiantasse, che te su si metteva via per aver l'anno. Passare l'anno. Così. Ecco, così. Va bene? Va bene. Vanti con processione. Magnari di una volta, abbondanza, buon gusto, tutto questo dentro del nostro programma. Andiamo a Frottolette! Tony, Beppi e Gigio andai a cassare. Tony, sì? Beppi e Gigio andai a cassare. Sotto a neve? Sotto no, per sora. Ah, per sora. Perché a Gela Vecchia veniva stato. Sì. E allora con sti shopping qua in là. E quando arrivai sotto un pin, gli ho detto, qua adesso devo andare a descansare a vedere se viene qualche bestia per coparla. E se quella veniva sto dolfino e il pin intero. I gamia copai tutti e tre. No. Tony, Beppi e Gigio. Copai. Ma Gigio, l'era il pedo. Sfinio, Magretto. alla Bartoldetto così, Sì, capito. strassina, bruttino, Ma allora le vecchio, sfinio. I mostacci erano tutti brusai de sigri. Cacciassa, lui che ne aveva sempre scarsella, sconta in qua e in là. Cacciassa, magro il pesava un 38 kg muoio. Ciao, allora Tony e Beppi, morti tutti e tre. Beppi allora erano ben. Oh, Beppon, chiami Beppon. Sì. Sì, ciao morti, se foi. Restai sotto a neve. Quando arriva lassù San Piero, lui non era per registrare niente. Tony è un uomo buono, può venire dentro, niente, che era niente. E Gigio, no, niente, che era niente scritto. Allora, Tony, Beppi e Gigio, no? Sì. Ha detto così, vara, è facile, il paradiso è che porta la via in fuori, che erano 50 metri per arrivare. E che era tipo come fosse sta un bagnato. Intramedo di 50 50 metri per la porta del paradiso, vara che dita. Vedio che le macce verde lì sì, i guarda e che pareano allora, e che né fiori e che né spini. Se pestete i fiori quando rivevi a banda di là, a catena donna bella per maridarve. Ma se tutti in cerca dei fiori. Se pestete i spini, allora non so cosa che viene fuori. Allora chi che va prima? Allora tutti che votare? Tony. Vai ticket che passa grande, avanti ti osserviamo. Vai Tony, cioè, e flappete, era di andare ben quando manca un 10 metri, c'ho l'afte un spin. Bon, lei va via banda di là, che dà una donna. La era mia brutta, l'era al quadrato, de pedo non che n'era. Se scommissi a scrivere dove vuol 3 foglie, quanto brutta. E ben, che tocca a te se la vero. La era più larga che alta. Bon, le aveva tutte addosso. Che brutta bestia. Per stati spini e pronto, ecco. Allora ciò viene Beppi e Gigio, lui, no, mi va per ultimo che sono più liviano, no? Vai Beppi. Allora Beppi, vai. Voleva di finire ma anche solo un celapete, un spin. Più brutta ancora. E il gaga sta una donna che aveva un 2 metri di altezza, ma l'altezza che aveva l'era di cattiva, triste e velenosa. Donna mia. Signor benedetto, lo guarda così sta mia quelle che solo è bardea, ma allora niente. Ma allora sto Tony desanima e sto Gigio e sto Beppi desanima e Gigio adesso, ma mi signor, ma verrà lo fuori che allora ci ho detto ben sarà fatta volontà di Dio, un occhio solo. Solo un occhio. Frampete, banda di là, casca. Ma cascare? Banda di là? Senza pestarti. Senza pestare, ma non si neanche in corto, perché neanche non vardea pulito. Quando che si cade smiscia così che era a Gisele Bündchen era brutta, da rente della donna che ha catato. Ma lei era un mestiere bello.
sculturale, fatta a mano. E il signore che mi ha messo 6 mesi a farla. Bon, era la cosa più bella del mondo. E allora gli ha detto, signor San Piero, cosa conti fatto per meritare tutto questo? E il detto Gigio salta fuori e ha detto, Timi non so, ma mi go pestate i spini. No, ma gente! 40 della allora. No, ma figlio di Dio. E il nostro filo italiano chiama sonate che sei buon, che sei bello, che porta allegrezza. Eu casei com uma italiana que veio lá de Turim. A coisa melhorou muito, ficou tudo bom pra mim. Quando nasceu nosso filho, a festa não tinha fim. Ajuntou a italianada, cantaram uma moda assim. Lá de Giota Lagam Bambim, que belim, ma que belim. Que boquinha, que bella sim. E lá de Giota Lagam Bambim, e lá de Giota Lagam Bambim. Minha italiana é linda, trata muito bem de mim. Almoço e macarronada, polenta e codegui. Quando volto do trabalho, seus carinhos não têm fim. Pego o menino no colo e junto cantemos assim. Lá de Giota Lagam Bambim, que belim, ma que belim. Que boquinha, que bella sim. E lá de Giota Lagam Bambim, e lá de Giota Lagam Bambim. Minha italiana é linda, trata muito bem de mim. Almoço e macarronada, polenta e codegui. Quando volto do trabalho, seus carinhos não têm fim. Pego o menino no colo e junto cantemos assim. Lá de Giota Lagam Bambim, que belim, ma que belim. Que boquinha, que bella sim. E lá de Giota Lagam Bambim, e lá de Giota Lagam Bambim. Daqui a uns 20 anos, se as coisas seguirem assim, eu e minha italiana já temos 20 bambim. Mas até lá, minha gente, os anos que estão pra mim, e nós vai cantar de novo aquela modinha assim. Lá de Giota Lagam Bambim, que belim, ma que belim. Que boquinha, que bella sim. E lá de Giota Lagam Bambim, e lá de Giota Lagam Bambim. E o refrão. Lá de Giota Lagam Bambim, que belim, ma que belim. Que boquinha, que bella sim. E lá de Giota Lagam Bambim, e lá de Giota Lagam Bambim. E Bellosito, sento cosa che lei è più bella ancora? Una sonata di gaita ciò. E subiu a sera, companheiro. O pessoal da fronteira lá pra aquele lado, companheiro, velho. Simbora, companheiro. Ecco che maraviglia, che notte, che serata, che filò. In nome di Adilnet, provvedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, la Migi Plus rasson per tutte quante le bestie. Per le bestie bovine, per i porchi, per i polastri, per le becche, per le piegore. Migo dito, Migi Plus. Un saluto a Flaurimile Vaca e a tutta quanta la sua equipe, a tutti i suoi collaboratori e a tutti quei che entrega rasson per tutti i cantoni di questo mondo qua, per le bestie che vuol che le magne.
Mighi Plus, la razón que noi altri vindichemo. Baspan, bota super leve, è il meglio stivale che capesta in tel Brasil. Per le donne questo qua, o se no anche per gli uomini, super leve e anche ultra leve, telocati in agropecuarie, cooperative e case del ramo. Baspan, un prodotto da basso pancote che ha più di 10.000 prodotti distribuiti per tutte le agropecuarie. Paludo, moda e stilo. Uomini, donne, tosatei, tutti quanti che ha prodotti in telelogi Paludo. Calzar e vestir, le meglio marche. Ti deve avanti col cartone o a vista o a prazo, compré per tutta quanta la famiglia prodotti della loggia Paludo. Calzar e vestir, allora pensate sempre della loggia Paludo, nostro patrocinador. Che abbiamo la vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Sti attenti, quando che beve non sti per la macchina, non sti dirigere. Ecco, sti attenti per questo, no? La Fante se da più di 50 anni in tel mercato portando avanti sti prodotti destillati e la vodka Raisca è forte, se accatti in tutti quanti i mercati, loja di convenienza, case del ramo. Polivalente, mercato di Santa Rosa, della famiglia Deitos, un struconasso a Bibbiano, la Sandra e tutta quanta la sua famiglia. Il concetto di essere il supermercato della famiglia di Santa Rosa. Valti che sia di Santa Rosa, di preferenza alla Polivalente, è il nostro mercato. Buffon, un struconasso a Roselio, a Jair, a Loreno, a Lauro, Lorichegà, di più di 90 posti di combustibile del Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Le giallo e negro, è il logotipo della Buffon. Allora fermeve, pensate di noi, del nostro filo italiano, e abbastecere loja di convenienza, ristorante, borracharia, lancheria e di là avanti si ben attendesti con la rete di postos Buffon. La Pian Alimentos, sono parcan gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione. Oia là, interramo e ga conquista credibilità, proprio così. Credibilità, can e gatti e pesci bisogna che i prodotti di alta conversione che stai bene con la Pian Alimentos. Saluto a Tony, a Paolo, a Piero, a Jair e anche a Carlos che è da famiglia Pian de Paraí, come se fosse i nostri fratelli. Bravecto è l'unico prodotto che controlla, tratta e previne i carapati e puldini dei can. Par de più di 90 giorni, ticati in cliniche, pet shop e case del ramo. Va bene? Modello penale di Bento Gonçalves, della famiglia Cecon, fuori di strada, agricole, auti, camionette, camignoni, linee, frotte, penei, viene a mente a famiglia Cecon, viene a mente modello penei di Bento Gonçalves, truconasso, e Moveca Decor. Mobilia per la casa, mobilia per la sala, mobilia per il quarto, mobilia, vien pensar Moveca, è un'impresa di Serafina, confianza, tranquillità, seguranza. Quando ti vai comprare un prodotto, te la internet pensi così, ma sarà chi mi entrega il prodotto? La Moveca, noi altri vediamo garanzia, è di confianza, va bene? Prodotti di qualità, prezzo buono, entrega facile, sguelta e tutto quanto. Moveca, una impresa di Serafina Correa. Per noi è un orgoglio essere di Serafina e ver qua la Moveca Decor. Decorazione per tutta quanta la casa. Va bene? Un struconasso a Valtri. E adesso noi ti finimo il nostro filò. Che spettacolo, che meraviglia, che orgoglio, che allegrezza, ecco, da arrivare a casa vostra, ringraziando i nostri patrocinatori, ringraziando a Valti che vi scompartito il nostro filò, a tutti quanti un struconasso e per cantare del nostro filò, per finire, bella ciao! Yo le voglio dare. Ciao, 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 moretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare.
Ciao, 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 moretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Ciao, 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 moretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Ciao, grazie a tutti, salute! Andiamo! Ciao, 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 moretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Ciao, 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 moretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Un bacio alla mia mamma e due al mio papà. 500 alla mia bella e dopo via soldare. Ciao, 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 moretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Ciao, 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 moretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.